Cosa vuol dire per la Sardegna ospitare 2 tornei internazionali nel giro di 2 settimane? È una cosa importantissima. Noi fino a qualche anno fa avevamo 4 tornei maschili di questo genere, no? Porto Torre, Sassari, Olbia e Alghero. Quindi averne 2 in abbinata vuol dire tanto anche per i circoli, per esempio, risparmiare soldi, perché possono fare insieme tante cose. E infatti le stanno facendo sia Settimo che il Tennis Club di Cagliari. Quindi vuol dire risparmi e poi vuol dire riuscire a chiappare giocatrici più forti. Quindi è molto importante che questi tornei siano normalmente organizzati tipo circuito. Speriamo di aumentare, magari che ne so, l'avventura potrebbero diventare 3, un altro circolo per esempio si può associare. È molto importante non averne uno solo sotto questo punto di vista, perché sono giocatrici giovani che normalmente non hanno pochi soldi, quindi poter abbinare nello stesso luogo un torneo dietro l'altro vuol dire anche per loro risparmiare dei soldi. Qual è lo stato di salute del tennis in Sardegna? Il fatto che noi abbiamo perso in questi anni questi tornei internazionali non ci deve fare preoccupare, perché purtroppo la crisi economica è mondiale e chiaramente ci vogliono gli sponsor e a questi livelli non è facile mantenere gli sponsor, però abbiamo la Final Four a squadre under 14 maschile che vogliono tutti in Italia, l'hanno data noi perché siamo una regione che lavora bene. Poi abbiamo 2 campionati europei giovanili, questo tutti gli anni ce lo danno, europei per nazioni, quindi cose a livello internazionale di grande prestigio, una Alghero e una Sassari. Poi abbiamo questo torneo femminile, abbiamo organizzato la Coppa Davis l'altro anno, insomma noi i tornei giovanili, i tornei open, ce ne sono un'infinità, il movimento è enorme, tesserati ne abbiamo tantissimi, siamo sempre in crescita, organizziamo campionati invernali, abbiamo squadre di Serie A, di Serie B, di Serie C, insomma ci facciamo valere a livello nazionale. Noi, pur essendo una piccola regione, per quanto riguarda il tennis, siamo una realtà tra le più importanti in Italia, almeno di livello medio, cioè noi possiamo competere con regioni come la Liguria, le Marche, quindi lo stato di salute è ottimo.